chi è la vera Cristina? Perché effettivamente mi sentivo che probabilmente quello che vivevo, come lo vivevo e quello che avevo non dicesse veramente della mia profonda identità. Cioè ora sì lo so, all'epoca no, perché poi io mi sono allontanato dalla fede, come succede purtroppo il 99,9% dei casi degli adolescenti, fatta la cresima, si interrompe il cammino di fede. Oggi posso dire, quello è proprio lo Spirito Santo, che ti dà l'intuizione, ti dà proprio l'idea, l'illuminazione per capire che quella è la strada che tu devi seguire. Tutto è iniziato con una ricerca proprio di una domanda esistenziale. Adesso voi mi vedete come monaca e uno già si fa tutto il film, ma in realtà dobbiamo resettare tutto e ritornare a Cristina, agente di commercio, che si fa una domanda di vita, punto. Proprio nel primo anno, nei primi mesi in cui sono arrivata a Marango, è stato quello di accompagnare un'amica della comunità malata oncologica che ha deciso di trascorrere gli ultimi tempi della sua vita da noi, cioè parafrasando è venire a morire da noi. È incredibile come alle volte il contesto storico nel quale viviamo, l'attualità, vada assolutamente in parallelo con il testo biblico che stiamo leggendo. Questo testo biblico, che tra l'altro è stato composto, il libro di Ester, 2 secoli prima di Cristo, e parla di un periodo che è 5 secoli prima. Per cui stiamo parlando di 2500 anni fa, eppure le dinamiche di potere, di possesso, di egoismo, di autorità, di paesi, guerre, eccetera, sono esattamente, purtroppo dico, le stesse. Quindi non è che facciamo un esercizio intellettuale di divagazione nel tempo e nella storia perché non sappiamo come passare le nostre giornate, è perché da lì cerchiamo di cogliere quella che è la sapienza. Bentornati a Campus Cast, un podcast dagli studi di British School Bassano del Grappa, contraddistinto da forti accenti veneti, e ne sentiremo, alte propensioni internazionali, e ne sentiremo parlare, e in occasione particolarmente speciale anche forti vocazioni spirituali. Ciao! Ciao Leo. Ben arrivata. Grazie. Dici chi sei. Reverenda. Ciao Cristina, ben arrivata a Campus Cast. Grazie. Grazie per aver accolto il nostro invito, oltre ad aver accolto una chiamata, a quanto sembra. Già. Ma ci arriveremo. Cristina Santinon ha vissuto una scelta di vita che poche persone hanno il coraggio di fare. Cristina per molti anni ha lavorato nel mondo commerciale, nel settore del vino, una vita stabile, per quanto stabile possa essere un'esperienza di commerciale, sia nazionale che estero. Sei stata indipendente, piena di lavoro, piena di attività, piena di progetti. Poi a un certo punto hai iniziato a farti qualche domanda, ma forse una domanda. Ecco. Se eri davvero felice. Esattamente. Ecco. Che è un po' quella che ci facciamo tutti. La domanda delle domande. La domanda delle domande. Se sei, te la fai magari quando ti svegli la mattina, col caffè, con la pausa e in altre occasioni così. E invece di ignorare o prenderla in maniera superficiale, hai deciso di fermarti davvero, pensare, mettere in discussione la tua vita, le tue scelte, il tuo passato e quello che poteva diventare il tuo futuro, e hai deciso di entrare in una comunità monastica. Perché parrebbe di no, ma sei una suora, sei una monaca, sei una monaca. L'abito non fa il monaco, lo possiamo vedere anche. Sì, è stata un po' più travagliata di questo percorso ovviamente che hai ridetto in estremissima sintesi, perché in realtà io pensavo di voler fare la missionaria e quindi mettere a frutto nella sequela del Signore tutta quella che era la mia esperienza che avevo fatto in giro per il mondo, di conoscenza di vari paesi, di varie culture, quindi ho detto bene, allora se devo seguire il Signore magari metto a frutto quello che nella mia vita fino ad allora avevo coltivato. E invece poi inaspettatamente quella strada che pensavo fosse la mia
della missionarietà, come si dice, ad gentes, quindi nel mondo, mi ha portato al monachesimo, che io francamente non conoscevo minimamente, quindi non pensavo assolutamente che potesse essere la via per me, per donarmi al Signore, ai fratelli e alle sorelle. E invece è stata una sorpresa, lì ho proprio trovato che quella modalità di stare nella relazione col Signore e con i fratelli e le sorelle era proprio la mia. Quindi una vita comunitaria di fratelli e sorelle, perché il nostro non è un monastero solo maschile o solo femminile, ma è una piccola comunità diocesana appartenente alla diocesi di Venezia, dove siamo fratelli e sorelle. Quindi Vuoi ricordarci qual è il nome del piccola monastero? famiglia della Risurrezione, chiamata anche comunità di Marango, perché appunto Marango è la località nel comune di Caorle dove si trova il nostro monastero. E quindi mi piaceva molto la dimensione comunitaria, appunto di fratelli e sorelle, e la cosa ancora più interessante è che non siamo solo coloro che sono lì per una vocazione religiosa, ma con noi vivono anche altre 3 persone che, non avendo più un riferimento familiare, noi siamo diventati la loro famiglia. E quindi per me è stato come incontrare un microcosmo dove varie vite si sono trovate a percorrere un cammino comune, e quindi con tutta la sua varietà, con tutta la sua bellezza, per cui veramente una ricchezza di persone che compongono la nostra piccola famiglia, che davvero ti fa camminare ogni giorno con gli occhi rivolti al cielo, ringraziando il Signore per questa bellezza, perché la solitudine oggi purtroppo è molto presente a vari livelli, e noi tutto fuorché la solitudine di cui possiamo soffrire, diciamo, perché appunto la nostra casa è molto abitata in tutti i sensi, e quindi ecco, uno sguardo verso l'alto e uno sguardo verso le persone che il Signore mi ha messo accanto, perché io ho scelto di seguire Lui e poi mi ha indicato il dove, il come e con chi. E quindi... Ecco, queste sono effettivamente delle domande o dei passaggi che ripercorreremo durante questa chiacchierata. Nella puntata di oggi, grazie intanto per questa prima introduzione che tocca molto lo spirito, se posso dire la mia, capiremo come riconoscere quando una domanda o quando certe domande sulla propria vita non possono più essere ignorate. Cercheremo di capire cosa significa fermarsi davvero e decidere cosa fare di ciò che succederà successivamente della propria e della vita degli altri anche. Capiremo come affrontare una crisi interiore senza scappare soprattutto dalle domande, quelle che magari sulle prime sembrano essere difficili o fastidiose. E poi vedremo anche il lieto fine. Certo. Vedremo il lieto fine, capiremo, mi farò guidare da te, perché mi farò guidare da te su cosa succede quando si ha il coraggio di cambiare direzione e cosa significa quando tutto sembra già deciso e invece non c'è ancora nulla di deciso. Toccheremo sì elementi legati a quella che è la fede, legati a quella che è la religione, ma sei tu che voglio ascoltare. Voglio ascoltarti in quei termini in cui appunto tante volte durante questo podcast cerchiamo di incontrare quelle che sono le scelte legate alle passioni, ok? E a quelle che sono le chiamate, e appunto nel tuo caso, ma anche nel caso di tanti altri professionisti, tu sei una professionista della fede, mettiamola così. Dilettante. Qualche mostrina probabilmente ce l'hai, ecco. E diciamo quello che appunto viene dalla chiamata, ecco. Un fatto di scegliere perché si è stati scelti da qualcuno più in su. Ecco. Fun fact: sapevi che il 70% di chi apprezza il nostro contenuto non è ancora nostro follower sui canali YouTube e Spotify? Se ti piace ciò che facciamo e vuoi continuare ad aiutarci ad offrirti il miglior contenuto, iscriviti e seguici. È un modo efficace e gratuito per sostenerci. Grazie per il tuo supporto. Dimmi, com'era il prima?
Il prima, come avevi anticipato in introduzione, è una vita molto ricca in relazioni innanzitutto, che per me sono sempre state importantissime, e poi anche di lavoro, tanto, appunto questa agenzia di rappresentanza nel mondo del vino, dove chiaramente quando tu senti che l'attività è tua, non stai a guardare quante ore lavori al giorno o quanti giorni alla settimana, quindi molto impegnato dal punto di vista lavorativo. E poi dopo anche tutti quelli che possono essere, io sono sempre stata molto ricca di passioni, da tanti sport, alla grande passione appunto del conoscere altri paesi e soprattutto anche incontrare persone straniere, perché con la mia formazione del liceo linguistico e poi pubblica relazioni all'università, chiaramente erano percorsi che mi hanno portato per mio interesse, a voler approfondire la conoscenza delle lingue e quindi a fare delle permanenze prolungate in paesi stranieri. Ecco, per cui se non ero... Ci fai una carrellata di dove sei stata? Ho cominciato con la Francia, Saint-Malo, poi ho fatto la ragazza alla pari per 2 anni consecutivi a Londra d'estate, durante il periodo del liceo, poi ho fatto un anno di Erasmus in Normandia, a Caen, e ovviamente poi dopo ho cominciato a conoscere tantissimi amici stranieri nei luoghi dove andavo e quindi poi ho cominciato a viaggiare per andare a trovare gli amici stranieri. Per esempio Taru Monukka, questa amica finlandese che abbiamo incontrato poco fa ed è un'amicizia di 30 anni fa, quando eravamo ragazzi alla pari a Londra. Io ho visitato più volte il suo paese, lei è venuta molte volte qui e quindi ecco poi il Canada, Hong Kong, Sudafrica, Argentina, insomma mi manca l'Oceania, poi i 5 continenti li ho toccati praticamente tutti, ecco. Quindi... E in tutto questo peregrinare? In tutto questo peregrinare, a un certo punto, poco dopo i miei 30 anni, ho cominciato appunto a domandarmi, bene, ho fatto un po' la sintesi del mio cammino fino ad allora. Avevo anche cominciato ormai da diversi anni a pagarmi il mutuo della casa, quindi insomma cominciavo ad avere una stabilità sotto tutti i punti di vista e allora a quel punto ho detto, bene, allora adesso che siamo appena fatto il giro di boa dei 30 anni, che sintesi faccio della mia vita? Sono felice, non sono felice? Questa è veramente la vita che voglio, eccetera. E queste domande che probabilmente prima non mi ero posta perché ero talmente proiettata verso la costruzione della mia persona, prima dal punto di vista scolastico, quindi con il liceo, l'università, l'Erasmus, eccetera, poi dal punto di vista lavorativo, non avevo probabilmente avuto il tempo di pensare, nel senso che comunque le varie occasioni di vita si sono un po' susseguite, si sono inanellate l'una con l'altra in quella che pensavo fosse la realizzazione della mia persona e quindi in realtà non avrei mai pensato di fare il lavoro di mio padre, mai ho detto farò l'agente di commercio. E a me è già la seconda volta che dico mai quello e poi è esattamente quello che faccio, quindi mai dire mai davvero. Perché poi è stata la passione di famiglia, noi siamo ormai 3 generazioni, da 3 generazioni che siamo nel mondo del vino, quindi è stato in realtà quell'ambito che mi ha coinvolto. Stavo per ridere tantissimo nel momento in cui tu mi avessi detto è 3 generazioni che siamo religiosi. Sarebbe quindi, stato... No, è 3 generazioni, quindi sono mi figlia... ricordo una battuta da un film, e lui è monaco, così suo padre, così il padre di suo padre, ma vabbè... Remembrance anni 90, andiamo avanti. E quindi è stato appunto questo connubio fra pubbliche relazioni che stavo studiando e mondo del vino che mi ha fatto capire che quello era proprio il connubio che sentivo proprio mio. Per cui sembrava che tutto appunto nella sua linearità avesse questo suo iter. E poi invece appunto, quindi le domande sono sorte nel momento in cui, diciamo, quasi di stabilità, no? Per cui prima, diciamo, questo cammino per arrivare a un certo punto arrivati, diciamo così, alla meta, uno si pone le domande. Quindi io là, francamente, dicevo, ma se ho le relazioni che vivo con tutta questa ricchezza, con tutta questa bellezza di affetti, di amicizie, e anche non mi manca nulla dal punto di vista materiale, dovrebbe essere in tutto questo la piena felicità.
Per me invece la risposta non era sì. Sentivo che qualcosa mi mancava. Allora a quel punto ho fatto uno stop. Ho detto bene, allora a questo punto ci si ferma e ci si pone le domande seriamente, volendosi mettere in gioco. E quindi chi sono veramente, da dove vengo, insomma un po' no, come le domande classiche, domande aziendali, mission, vision, eccetera, e dove sto andando. E provenendo a tua volta da un contesto di formazione che prevedeva una comunicazione, cioè Esattamente. eri la prima a saperti fare le domande giuste probabilmente, Sì, o a probabilmente. formularle in modo tale da essere capite al Sì. meglio dalla te di 26 anni fa. Esatto. Ricordiamo al nostro pubblico che siamo coetanei. Abbiamo scoperto Mitica essere classe 79. del 79, esattamente. Quindi in realtà la domanda più grande, oltre a dire se sono felice, poi dopo la seconda che è emersa è stata quella proprio esistenziale per eccellenza, cioè chi sono? Chi è la vera Cristina? Perché effettivamente mi sentivo che probabilmente quello che vivevo, come lo vivevo e quello che avevo non dicesse veramente della mia profonda identità. E quindi lì ho cominciato a dire ok, adesso si comincia. E non so, cioè ora sì lo so, all'epoca no, perché poi io mi sono allontanato dalla fede, come succede purtroppo il 99,9% dei casi degli adolescenti, fatta la cresima, si interrompe il cammino di fede. Avevo avuto un bellissimo cammino fino ad allora, tanto mi ricordo benissimo l'asilo, la maestra alla scuola elementare, i campi scuola in montagna, con la parrocchia, eccetera, quindi sicuramente questo ha lasciato un segno in me, però evidentemente non così determinante da poi farmi proseguire, per cui probabilmente ero più coinvolta in quella che era formare la mia persona dal punto di vista culturale, di istruzione, eccetera, per cui avevo abbandonato la fede. E quando ho cominciato a pormi queste domande, mi ricordo perfettamente, era un giorno in cui ero da sola a casa mia, una domenica sera, sul divano, e ho detto devo chiamare un mio collega, quindi un collega dell'ambito mio di lavoro, anche lui una grossa agenzia di vino, però ci conoscevamo, ma ci vedevamo una volta all'anno alle convention nazionali, non è che ci fosse chissà che amicizia, quindi gli dico, oggi posso dire, quello è proprio lo Spirito Santo, che ti dà l'intuizione, ti dà proprio l'idea, l'illuminazione per capire che quella è la strada che tu devi seguire. Quindi io un po' come pollicino, da quel momento in poi ho cominciato a cogliere le persone, i segni, le parole, gli eventi che tracciavano quella via che non sapevo dove mi stesse portando, ma era quella via di ricerca che avevo intrapreso. E quindi mi sono rivolta a lui. Sentivi verso cosa ci si stava dirigendo? No, tutto è iniziato con una ricerca proprio di una domanda esistenziale. Adesso voi mi vedete come monaca e uno già si fa tutto il film, ma in realtà dobbiamo resettare tutto e ritornare a Cristina, agente di commercio, che si fa una domanda di vita, punto. Quindi io non avevo la più pallida idea di dove questa cosa mi avrebbe portato. Cioè, sicuramente speravo la risposta alla mia domanda, cioè chi fossi veramente, ma lungi da me che pensare chi fossi veramente potesse coincidere con... E quindi tu identifichi in quel momento, quella domenica sera, seduta sul divano, il momento in cui, parafrasando una tua collega, lo Spirito Santo ti era schittata in testa. Okay, perché ovviamente la colomba è lui, lo Spirito Santo, ti lascia un attimo questo segno, ok? Però non si fa riconoscere subito. Assolutamente no, quindi lì siamo ancora proprio lontanissimi da quello che poi è stato... È un fastidio è un buzz che ti entra... Ma più che altro l'ho trovato proprio come un indizio. Della serie seguimi. Sì. Non sapevo chi, ma seguimi, no? E quindi di lì poi ho chiamato questo collega, ci siamo trovati a metà strada fuori dall'autostrada, abbiamo pranzato insieme, gli ho detto che avevo intenzione di fare questo percorso di ricerca interiore, se lui poteva aiutarmi, perché sapevo che faceva degli incontri per giovani coppie, giovani in ricerca, insomma, quindi la prima persona che mi è venuta in mente è stato lui, indipendentemente dal fatto appunto della fede, perché per me quello non era
il motivo, era semplicemente perché lo trovavo un adulto che potesse essere un punto di riferimento, di accompagnamento in una scelta di vita. E così di lì, da qualche giorno, mi ha detto: guarda, io parto per un pellegrinaggio di 3 giorni, se ti vuoi unire, penso che sia un buon modo per cominciare. Una prova. Una prova, nel senso, anche lì, lui ovviamente non sapeva nulla di dove questo incontro ci avrebbe portati, per cui lui intanto mi ha detto: un'esperienza così radicale e di spoliazione, potremmo dire, come quella di un pellegrinaggio, può essere un momento importante. E così effettivamente è stato. Cioè lì, quei 3 giorni lì, dove queste domande hanno cominciato a farsi sentire ancora più forti, e facendolo in un luogo religioso mi hanno proprio riportato a quell'incontro con il Signore che io avevo abbandonato. Quindi quella relazione che quando ero piccolo mi aveva dato molto, perché poi ho ritrovato anche dei quaderni, dei campi scuola, eccetera, e parlavo proprio al Signore come si parla ad un amico, per cui gli dicevo: io da grande vorrei fare l'accompagnatrice turistica, mi facevo tutti questi film, e per cui ecco, lì sono stati 3 giorni di pianto, perché poi dopo... Un po' il significato del pellegrinaggio, non piangere ovviamente, ma comunque Però, fare quel percorso che ti porta ad una rinascita. a provare qualcosa che nel tuo Sì. caso appunto ha rappresentato una rinascita. Si può sapere dove era? Era Medjugorje. Era Medjugorje. Beh, però poteva essere lì come in qualsiasi altro, certamente, qualche luogo mariano, diciamo, qualsiasi altro santuario, insomma un luogo di spiritualità. E quindi stare nel silenzio, in ascolto delle sacre scritture, che comunque poi dopo ti pongono sempre delle domande, dei momenti di riflessione. Ecco, io ho cominciato proprio a lavorare su di me interiormente, e lì ho sentito proprio di essere una figlia amata dal padre, con la P maiuscola ovviamente. E quindi ho detto: ma perché in tutti questi anni ho messo da parte questo amore, questa relazione così importante che dà vita alla tua vita? Quindi un po' mi sentivo in colpa per essermi allontanata, dall'altro estremamente riconoscente perché mi aveva ritrovata, e quindi insomma tutta una serie di emozioni che hanno provocato in me, ecco, questa commozione continua, perché capivo che da lì si stava veramente aprendo una scoperta inedita di quella che io fossi veramente. te la sei presa un po' con assolutamente col capo? no, anzi mi è venuto spontaneo, secondo me, tra virgolette, è lì che mi sono fregata con le mie stesse mani, nel senso che ho detto: bene, allora da questo momento in poi io vorrei restituire tutto l'amore che ho ricevuto nella mia vita. Per cui ho detto: io mi sento una persona estremamente fortunata e vorrei poter far vivere anche ad altri la bellezza della vita che ho avuto fino ad allora. E non era nulla di trascendentale, una vita assolutamente normale, però è anche vero che non è così scontato il normale. Cosa vuol dire normale? E quindi, ma assolutamente, cioè alzando le mani dicendo: fai tu quello che vuoi di me. Ma voglio dire, una domanda che non pensavo poi dopo. E invece evidentemente... Stai attenta a quello che chiedi. Esattamente. Cioè questa piena disponibilità ha fatto sì che a mia insaputa, nel cammino che poi ho continuato per più di 3 anni, mi ha portato poi dove sono arrivata. Però in quel momento avevo detto semplicemente: sono felice, fa che io possa rendere felice altre persone, stop. E dopo il Che tutto è rientra cominciato. comunque nell'effettivamente donarsi, quindi l'avere la predisposizione a quella che è l'accogliere tanto la chiamata quanto la missione, possiamo definirla tale? Sì, assolutamente. Sì? Parliamo di mission con tanti dei nostri professionisti, con tanti dei nostri ospiti. E questa è la mission delle mission. Questa è la mission delle mission, effettivamente va oltre, per usare un termine che hai usato tu, trascende effettivamente una mission aziendale o una mission diciamo ideale per quanto riguarda la realizzazione da un punto di vista pro, e si va in quello che è il pro gli altri anche. A favore di altri. Quindi nel momento in cui cominci a darti delle risposte, perché vedo l'essere appunto in grado di affrontare certe domande, non necessariamente
il punto in cui una volta che ti fornisci una risposta o trovi una risposta o trovi un percorso, quello è fatto, anzi è solo l'inizio. Nel tuo percorso, nel tuo accettare determinate domande, chiamiamole esistenziali, ok? Perché di questo si tratta, sì, perché è il tuo essere che si è rivoluzionato, che è in gioco. Quelle domande profonde sulla vita ti generano queste crisi di cambiamento, crisi che tu interpreti ovviamente rivolte a quella che è un miglioramento del sentirti tale con te stessa, ok? Ma che non è completo, non è mai completo. Deve essere portato avanti, deve essere coltivato, deve essere mantenuto in quelle che sono, pare essere abbastanza inconcepibile, le relazioni che già esistevano prima della tua scelta. E quindi ciò che va probabilmente contro una percezione del dire sì, sei religioso, quindi sei distaccato dalla realtà, viene completamente negato dal fatto che se sei religioso sei ancora più inserito nella realtà, in collegamento con la realtà. Anzi, l'elemento spirituale ti dà una visione del mondo, della realtà ancora più ampia. Certo, assolutamente. Che ne dica. Io invito chi sta ascoltando questa puntata, chi interagirà con i nostri content a discutere, portare le proprie opinioni, perché così come le hanno portate verso esperienze professionali di altro tipo, così cercherei di spingerle verso il commentare in maniera costruttiva, mi raccomando, ok? Facendo determinate domande, cercando di farsi anche delle domande rispetto a quelle che sono le domande o le considerazioni che possono essere fatte e date ad una religiosa o a un religioso, una persona che vive nella religione la propria vita. Guarda, se posso inserirmi in questo che tu stai dicendo... Sei tu l'ospite, io sono semplicemente quello che guida un attimo, anzi... No, fra le tante esperienze che ho vissuto in questi 11 anni da quando sono arrivata a Marango, appunto entrando ancora di più in quello che è il mondo, l'umano proprio in tutte le sue sfaccettature, forse adesso dirò qualcosa che può stupire o anche un po' allontanare i più, ma vi assicuro che una delle prime esperienze che non avevo mai fatto, di cui ringrazio oggi il Signore, proprio nel primo anno, nei primi mesi in cui sono arrivata a Marango, è stato quello, per la nostra comunità era già la terza esperienza, per me era la prima perché appunto ero appena arrivata, di accompagnare un'amica della comunità malata oncologica che ha deciso di trascorrere gli ultimi tempi della sua vita da noi. Cioè, parafrasando, è venire a morire da noi. E vi assicuro che l'esperienza di accompagnare una persona alla morte è un'esperienza, devo dire, davvero incredibile. Questa chiaramente era una donna di fede, quindi una grandissima testimonianza, eccetera. Però ecco, diversamente da quello che oggi la società tende a fare nei confronti di tutto il contesto della morte, quindi di occultarla, allontanarla, eccetera, io invece, come spesso avviene, ed è questo il bello della nostra fede, la nostra fede umanizza qualsiasi momento della nostra vita, soprattutto direi quelli più difficili, quelli dove la nostra fragilità è maggiormente messa in evidenza. Quindi non avrei mai potuto pensare che accompagnare un'amica, un amico alla morte potesse essere davvero un'esperienza pasquale per noi, per lei che l'ha vissuto proprio sulla sua carne, ma anche per coloro che rimangono. Perché accompagnando qualcuno alla morte impariamo anche noi un po' a morire. E quindi quella dimensione della nostra vita che ci fa così tanta paura diventa molto invece più familiare. E come in tutte le cose, se si impara, poi dopo le si affronta anche in maniera diversa. Quindi sembrano probabilmente discorsi paradossali, però magari ecco, se poi avrete dei feedback sarà interessante continuare su questo tema, ma lo voglio portare anche un po' come una provocazione, proprio per andare al di là dei cliché
e dei modi di pensare di oggi rispetto a determinati temi e ambiti, dove invece appunto chi lo ha vissuto sa che è tutt'altra cosa e addirittura sarò scandalosa, ma davvero una bella esperienza di cui ringrazio. Sei una monaca scandalosissima. Di cui ringrazio il Signore perché davvero ha arricchito molto la mia vita con la sua morte, portando anche tutti noi a condividere questo momento con lei, davvero. Alleggeriamo un attimo la conversazione. Okay. Yes. Ho avuto un piccolo lapsus appena adesso, ma chiedo a te, visto che sei la professionista del settore, ecco, differenza tra monaca e suora? Allora, nella tua specifica categoria? sì, allora la differenza è questa che... Il velo, posso? Beh, allora, dal punto di vista estetico ormai oggigiorno ce ne sono di tutti i colori, diciamo, quindi non è tanto l'estetica. E non solo in bianco e nero. Ma più che altro è proprio il tipo di vita, nel senso che il mondo monastico è basato su quello che è un po' la tradizione occidentale del monachesimo, con San Benedetto ci ha trasmesso, che è quello di quello slogan che abbiamo sempre sentito, ora et labora. Poi in realtà sarebbe ora legge et labora, sarebbe un trittico, non un binomio. E quindi il monaco fondamentalmente cerca di approfondire quello che è il suo battesimo in queste tre dimensioni, che può essere o nella vita comunitaria o nella vita eremitica, però attraverso appunto la preghiera, lo studio e il lavoro. Quindi non abbiamo una finalità specifica, mentre tutto il mondo delle suore di solito hanno una funzione per le quali sono nate, tipo le salesiane, il mondo giovanile, piuttosto che le dorotee, l'educazione, gli ospedali, cioè hanno un ambito in cui operano per una specificità. Invece il monaco diciamo che è un po', come dire, non so, il freelance del mondo. Un modo interessante. Cioè non ha una sua specificità, però può fare varie cose. Insomma, diciamo. Nel nostro caso, per esempio, che non è una regola, ma appunto è siete un le po'... partite IVA del mondo religioso? No. Okay. È che noi abbiamo anche una parrocchia. Oh, okay. Quindi siamo inseriti non solo come monastero nella nostra diocesi, ma ci è stata affidata anche una parrocchia. Quindi viviamo la doppia anima anche se siamo una piccola realtà, 1200 abitanti, San Gaetano e Ottava Presa nell'entroterra di Caorle, quindi viviamo questi due ambiti dove il monastero convive anche con una realtà parrocchiale, quindi insomma con tutte le dimensioni che ordinariamente si possono vivere in parrocchia. Cosa che va un po' contro un'altra delle idee secondo cui il monastero è qualcosa di isolato dal mondo. Tu hai citato prima l'elemento eremitico, appunto. In questo caso è inserito, contestualizzato, interagente, anzi animante anche la comunità. Esattamente, sì. Come si svolge una giornata da anche qui è solo perché il Signore mi ci ha portato, perché altrimenti di mio sarebbe molto difficile che io possa svegliarmi alle 4:30 del mattino. Eppure non tutti i giorni, abbiamo alcuni giorni un po' però insomma buona parte della settimana inizia a quell'ora perché è il momento personale di preghiera dove per un'oretta meditiamo sul testo biblico che poi sarà oggetto della messa che celebreremo insieme. Quindi durante la settimana c'è sempre una prima lettura al Vangelo e noi o sull'una o sull'altra, a seconda di un calendario, abbiamo la meditazione personale, tutti sullo stesso testo. E nulla di diverso da quelli che spendono migliaia di euro per andare a fare esercizi di mindfulness in Thailandia. Ecco. Esattamente. Noi ce l'abbiamo ogni giorno questo esercizio. A Caorle, guarda che bello. E quindi rimaniamo sui testi che cerchiamo chiaramente prima di capire la loro oggettività per poi dopo approfondire sempre di più e farli nostri, soprattutto con una preghiera personale ma anche una preghiera sul mondo. Mi viene da dire, in questo momento siamo sulla meditazione condivisa del testo di Ester, un testo dell'Antico Testamento che parla proprio dei territori che sono fra Iraq e Iran, con delle dinamiche che non sono altro che quelle che stiamo vivendo oggi. Traslitterate nel tempo a quella. È una cosa incredibile quando alle volte, perché è un calendario che non scegliamo noi ma che ci viene dato dalla comunità con cui condividiamo la regola di vita, che è di Don Giuseppe Dossetti a Bologna, è incredibile come alle volte il contesto storico nel quale viviamo l'attualità
vada assolutamente in parallelo con il testo biblico che stiamo leggendo. Questo testo biblico, che tra l'altro è stato composto, il libro di Ester, 2 secoli prima di Cristo, e parla di un periodo che è 5 secoli prima, per cui stiamo parlando di 2500 anni fa, eppure le dinamiche di potere, di possesso, di egoismo, di autorità, di paesi, guerre, eccetera, sono esattamente, purtroppo dico, le stesse. Quindi non è che facciamo un esercizio intellettuale di divagazione nel tempo e nella storia perché non sappiamo come passare le nostre giornate, è perché da lì cerchiamo di cogliere quella che è la sapienza che ci viene data. Mi viene mai voglia di leggere avanti nella Bibbia per vedere come va a finire, qual è la soluzione, giusto? Andiamo avanti e indietro a quello che era continuamente. 2500 anni fa. Non so, magari trovi lo spoiler di ciò che magari succederà pacificamente, speriamo. Posso dirti che la grande speranza che ci abita in questi tempi buissimi, appunto, è vedere quello che è successo in quei libri lì. E alla fine, proprio soprattutto in quello di Ester, ci sarà il cosiddetto ribaltamento delle sorti. Quindi i vari personaggi di turno, che non serve che cito perché li conosciamo benissimo, non serve far nomi, finiranno anche loro. Passeranno e poi la storia non sarà la storia dei potenti. E la sua parola non passerà. Esattamente. Quindi questa è la grande certezza, perché sono cose, come dire, già viste. Per cui certo, noi adesso viviamo questo fotogramma, voi siete tutti quanti nel mondo dei video, questo fotogramma della storia, ma la storia è un film. E questo è il reboot di un film già fatto qualche volta. Ecco, quindi... È molto interessante perché l'essere cattolici, tradotto, significa essere universali. In quanto universali si ha una percezione, una cognizione del mondo, dell'universo, della vita. Mettiamoci tanti altri sinonimi o appunto termini che possono accompagnarsi a questo, e riutilizziamo un altro dei termini che hai posto sul tavolo prima, trascende il materiale, lo storico, l'istantaneo, il momentaneo. Quanto ci sentiamo piccoli di fronte a questa dimensione che contempliamo e che ci fa allo stesso tempo da questioni, domande, ma che ci dà anche un conforto. Allora, guarda, rientra sempre nel percorso di questa chiacchierata, sì. È il trovarci di fronte a delle scelte, il trovarci di fronte a delle grandi domande esistenziali che allo stesso tempo ci mettono in forte crisi, perché percepisco ciò che è stata la tua crisi, ma allo stesso tempo accolgo e sento anche quanto è stato il conforto che si è trovato successivamente, non solo in te, ma anche in chi ha vissuto con te, perché la domanda che ti farò poi, anzi che ti chiedo di collegare, è come il resto delle persone attorno a te, che ormai si erano abituati a vederti come una professionista del mondo del vino, hanno poi visto Suor Cristina, continuerò a chiamarti Suor Cristina. Allora, per ricollegarmi alla prima delle due domande, certo la nostra piccolezza, la nostra fragilità ci è data e ci dobbiamo vivere, però ecco, credo che la bellezza del rapporto autentico e sincero con il Signore sia quello di non sentirsi schiacciati noi per la nostra piccolezza dalla sua grandezza, ma è esattamente la sua grandezza che si innesta nella nostra piccolezza e che fa diventare grandi anche noi. Quindi è questa la relazione, la sinergia che dovremmo cogliere per vivere serenamente la nostra fede, perché altrimenti se ci sentiamo continuamente peccatori giudicati non andremo mai avanti, anzi ci sentiremo sempre con una grande fatica che ci schiaccia perennemente al suolo, e invece non è proprio per niente questo quello che il nostro Signore vuole da noi. Vuole proprio prenderci e sollevarci perché possiamo esprimere la nostra piena umanità, la nostra piena realizzazione come uomini e donne, come Lui da sempre ci ha pensato. Infatti io quando molto spesso faccio delle testimonianze con dei cresimandi, con dei giovani, eccetera, e pensano che vai a raccontargli chissà che cosa, ho detto: guardate che la mia vita non è altro che
una scelta di fare un cammino verso la mia piena umanizzazione, cioè di cercare di realizzare Cristina come donna innanzitutto, come persona, secondo quel desiderio grande di realizzazione che da sempre Dio ha avuto in me. Quindi io non sto altro che cercando di scoprire come Lui da sempre mi ha pensata. Questo è per me la traduzione del mio cammino, senza mettergli tanta romanticismo o cose strane legate al mondo religioso, che poi sono più magari immagini stereotipate che poi con la concretezza e la realtà dei cammini di fede hanno poco a che vedere. E l'altra domanda che tu hai fatto è simpatica, perché comincio dalla mia famiglia, che è stata abbastanza così comica per alcuni, tragica per altri, quindi ho vissuto un po' la tragicommedia, perché mio padre, chiaramente condividendo con lui il lavoro, essendo anche molto simili, ha colto subito che quando io ho annunciato questa volontà di consacrarmi al Signore, la sua preoccupazione più grande era gestire l'azienda. Quindi ha subito detto: bisogna che andiamo dal commercialista. Questa è stata la risposta. È un approccio concreto. Esatto, di un imprenditore del nord-est che chiaramente la prima cosa che fa, dobbiamo risolvere le questioni amministrative. E invece dall'altra parte la mamma, che è mamma, e quindi ovviamente un po' il cliché che c'è quando un figlio fa una scelta come la mia: allora ti ho persa, allora non ti vedrò più, allora, tantissime cose che poi in realtà io che dovevo girare il mondo sono finita a 50 km da casa, voglio dire. Di dove sei originaria? Di Treviso. Di Treviso. Quindi voglio dire Treviso, Caorle, insomma. Si va in ferie. Esatto. E poi simpatico perché quando l'ultimo anno di lavoro io l'ho dedicato totalmente a preparare una ragazza che mi avrebbe sostituito come agente, e quindi andavo dai clienti. E si è fatta monaca anche lei? No. No, pensavo magari un plot twist non indifferente sarebbe stata una figata. E la presentavo appunto come colei che mi avrebbe sostituita, e poi così facevo l'annuncio. Ecco, io avrei dovuto girare con una Polaroid e fare la foto di ciascun cliente ai quali facevo l'annuncio, perché ho avuto le reazioni più svariate. Quindi da colui che non ha parlato per un minuto ma ha guardato incredulo, a quello che si è messo a ridere, a quella che mi ha detto: allora adesso ti devo chiedere delle cose. Per cui ecco, era già simpatico, perché ancora prima di effettuare, diciamo, il cambiamento in concreto, già mi vedevano con un'altra ottica, perché la mia scelta aveva già detto un di più di quello che io ero e di quella che fino a quel momento avevano conosciuto. Quindi questo è interessante. Pacchetto clienti è conservato? Pacchetto sì, dopo l'hanno anche implementato, quindi siamo tranquilli. La cosa bella è che Anzi, magari adesso vendi il vino anche al monastero. No, no, però diciamo che ho migliorato la qualità della cantina. E questo bene. insomma ci sta, anche perché poi dopo il mondo dei monaci con il vino e con la birra insomma Ne sanno, quindi a Ne partire sanno a botti. da Dom Pérignon ad altri, quindi siamo tranquilli su questo ambito. No, la cosa bella poi è che alcuni, vabbè, ovviamente come in tutte le scelte, poi dopo si attua una scrematura, che credo sia la cosa più bella, perché dice della verità dei rapporti. Per cui le persone che già prima erano magari delle relazioni molto superficiali, molto banali, diciamo, quelle se ne sono andate via. È bello meglio perché così. hai una traccia di racconto, di narrativa, di storytelling molto vicina a quella che potrebbe essere un business plan di riscoperta individuale. Adesso mi rendo conto essere effettivamente un'impresa, perché è un'impresa per la vita, ma il sinonimo di ciò che tu stai raccontando può essere tranquillamente e facilmente tradotto in termini di impresa professionale. Sì. Anzi, il vocabolario si discosta veramente poco, ecco. Quindi sì, considerati pure un'imprenditrice. Della propria vita. Questo sì, ma anche della vita degli altri. Sì. Perché tu adesso fai parte di quello che è un progetto che coinvolge tante persone, per quanto piccola possa essere la comunità in cui vi integrate da un punto di vista numerico. Il progetto San Gaetano si sta
a cui tu appartieni, appunto, si sta ampliando, sta crescendo. Quali speranze, quali prospettive ci sono per questa comunità, per chi sta attorno a questa comunità? E una domanda mia personale è anche quanto di la Cristina internazionale che c'era all'inizio, che andava a fare l'opera a Londra, che andava a fare l'Erasmus in Francia, che andava appunto a visitare amici e amiche in giro per il mondo, c'è ancora e si sta riscoprendo in quelli che potrebbero essere magari elementi internazionali in un progetto così piccolo, che però sappiamo benissimo molte volte ciò che sta in basso rispecchia ciò che sta in alto, vedi un po', e quindi si proietta verso l'universale. Ma guarda, o l'internazionale. Ecco. È bello perché io credo che, e lo sperimento, quindi non parlo per sentito dire, ma parlo per esperienza personale, i desideri di bene, di bello, che ciascuno di noi ha nel proprio intimo, se sono davvero così autentici, poi il Signore ti dà modo di realizzarli tutti. Io infatti sono esterrefatta da quello che Lui solo in 11 anni opera e continua ad operare nella mia vita con grande sorpresa mia. Quindi per esempio la comunità monastica da sempre ha avuto una grande apertura verso il mondo. Diciamo che la mia presenza ha ulteriormente consolidato queste aperture, perché appunto con la conoscenza delle lingue e questa praticità del viaggiare sono stata coinvolta in più orizzonti al di fuori del nostro piccolo paese. Quindi hai promosso il reparto marketing del monastero. Quindi sono stata per esempio accompagnato quello che all'epoca era il priore Don Giorgio in Iraq 4 volte, ci dovevamo tornare fra un mese, proprio nella prima quindicina di aprile, ma purtroppo le condizioni non ce lo permettono, quindi slitterà. L'anno scorso ho accompagnato l'attuale priora Maria Cristina in Uganda, dove si è recentemente aperta un'altra bella collaborazione. Quindi ecco, mi occupo di questa fraternità universale proprio ai confini del mondo, anche andandoci fisicamente laddove è possibile, e poi dopo anche tutto questo passaggio che inaspettatamente ho scoperto esserci nelle nostre zone, perché siamo proprio nelle vie est, ovest, nord e sud Europa di pellegrini, a piedi, bicicletta, a cavallo, ce ne sono capitate di tutte le sorti e appunto sono tutti stranieri praticamente, quindi questo mi dà modo di poter far entrare in comunicazione la comunità con questi ospiti, non semplicemente dandogli un letto e facendogli un sorriso perché non parli la sua lingua, ma parlando in inglese e in francese entriamo proprio in relazione molto profonda, quindi è molto bello. Quindi un mondo a 360 gradi che entra in questo piccolo punto che è il monastero di Marango, per cui lì è stata una grandissima sorpresa. Ma poi, sorpresa delle sorprese, è che sta recuperando, sempre ovviamente il Signore, delle mie amicizie storiche straniere in una maniera per me del tutto inaspettata. L'anno scorso è venuta a sposarsi in monastero da noi, una ragazza che avevo conosciuto, francese, che avevo conosciuto in Erasmus, quindi ci siamo conosciuti nel 2001. È nata una bellissima amicizia perché poi lei voleva imparare l'italiano, io ero la sua, diciamo così, compagna di conversazioni, da lì abbiamo coltivato questa amicizia e quando anche lei si era allontanata dalla fede, l'ha recuperata con i figli che hanno iniziato le scuole cattoliche, hanno detto noi non siamo sposati in chiesa, ma siccome nella nostra parrocchia ormai non c'è più nessuno, eccetera, io vorrei che potessimo venire a sposarci da te, per cui 20 e passa anni dopo io sono stata la sua testimone di nozze in monastero da noi, che è stata una cosa straordinaria e adesso sono qui con un'altra sorpresa che è appunto questa amica finlandese, conosciuta 29 anni fa a Londra e che mi ha chiesto di poter venire a fare con un progetto Erasmus un tirocinio di giardinaggio e orticoltura in monastero. Cioè io dico la fantasia di Dio è infinita, perché mai avrei potuto immaginare di inventarmi una situazione come quella di questo stage per poter avere 15 giorni con me un'amica storica ormai da 30 anni. Quanti erano le vie del Signore? Infinite, e posso dire che sono proprio, ecco, per cui davvero posso scriverne un libro e sono sempre più stupita perché dico, hanno veramente dell'eccezionale. Quindi anche quando c'è questo stereotipo che chi entra nel mondo religioso lascia tutto, perde tutto, posso dire
Io sto recuperando. Ah, pensavo volessi buttarla una parola. E anzi, con gli interessi, potremmo dire, tutte le relazioni belle, le amicizie. Quindi io non ho perso nessuno, anzi, sto recuperando, ma con una profondità maggiore, perché appunto questa mia amica è venuta a sposarsi da noi, non è venuta a fare una settimana di vacanza al mare. Quest'altra mia amica è venuta per fare uno stage, però secondo me c'è un di più, perché la mia scelta l'ha interpellata, come aveva interpellato anche Karin, quindi non è una scelta che solo ha posto delle domande a me, ma tutta la gente che mi ha ruotato attorno nei vari ambiti, dalla scuola al lavoro, allo sport. Quando hai qualcuno che ti sta accanto, fa una scelta del genere, diventa una domanda che poni anche a te stesso. Anche tu hai fatto parte della risposta, mi viene da dire. Mi viene da pensare che appunto in un mondo fatto non di individui ma di relazioni, nel momento in cui una grande domanda viene posta a una di queste relazioni, questa grande domanda viene data appunto, la risposta viene data non solo dalla persona stessa ma anche da chi ci sta vicino o anche poco vicino. La vicinanza può essere fisica o può essere spirituale, Esatto. può essere immediata o traslata nel tempo, ricordandoci appunto che siamo di fronte all'infinito nell'interpretazione che viene data dalla nostra religione e ci porta a farci forse anche ulteriori e ancora più formative domande. Certo. Cristina appunto ha fatto un suo percorso, poi 16 anni fa, adesso stiamo parlando appunto al tuo turn dei 30, ecco. Ma se la tu di adesso qui a Campus Cast, British School Bassano 2026 volesse fare due chiacchiere con la Cristina 2001 o con la Cristina 2016, cosa ti piacerebbe dirle? Di cominciare a porsi delle domande serie. E posso dirti, scusa ti interrompo, sarebbe la stessa cosa che mi piacerebbe tu dicessi a un adolescente, un post-adolescente, un giovane adulto, una potenziale vocazione adulta, ecco, non diamoci spazio, diciamo, temporale, nel senso che non devi scegliere di andare all'università o un ITS subito dopo le superiori, ecco, è un qualcosa che può sorgerti dentro anche dopo i 50 anni. Assolutamente. Sì. Ecco, allora io che incontro appunto tanti giovani, glielo dico, facciamo ovviamente dei percorsi esistenziali insieme, eccetera, cerchiamo di farli riflettere, di porre domande e lo dico sempre appunto per esperienza personale. Certe domande sul senso di chi voi siete e di chi vorreste essere, se potete, ponetevele il prima possibile. Non perché dovete avere la risposta il prima possibile, ma prima si comincia a porsi determinate domande, prima ci si mette in cammino. Io devo dire che sono stata anche molto fortunata perché il mio cammino, indipendentemente dal fatto che me le fossi posta esplicitamente in adolescenza o meno, ho comunque fatto un bel percorso che rifarei assolutamente, perché le esperienze di vita che ho vissuto nei miei primi 30 anni sono quelle che poi mi hanno portato ad essere quella che sono oggi. Quindi per fortuna è stato comunque un buon cammino, però se ci si pone delle domande prima, magari uno appunto comincia a mettersi sulla strada di avere una risposta prima magari di fare certe scelte che poi magari possono precludergli. Io l'ho potuto fare perché per esempio non avevo ancora creato una famiglia. Chiaro che se avessi creato una famiglia, visto che a 30 anni poteva essere più che formata, magari non avrei potuto fare la scelta che ho fatto. Quindi alle volte la vita ti dà comunque delle possibilità, non sempre se hai fatto altre. Per cui ai giovani direi così, e a chi è meno giovane, cioè se c'è comunque un'inquietudine interiore, bisogna seguirla. Che non c'è niente di peggio nella vita che lasciarsi vivere dalla vita e non viverla come soggetti. E quindi comunque non si può girare la testa dall'altra parte e far finta di non vedere, di non sentire. Frasi di questa profondità sarebbe bello tatuarsele, il fatto che sono un po' troppo complicate per starti su un braccio o una schiena, ecco. Però lo considero, magari cercando di consorziare un attimo il concetto in questo modo. Hai tatuaggi?
No, ma volevo farmelo, poi non me lo sono più fatta. No. Avrei voluto farmi, perché io ero un amante, sono poi, di bollicine francesi, e quindi volevo fare un tappo proprio da champagne nel momento in cui si apre la bottiglia, quindi come nei fumetti che si fanno le righette della velocità, volevo farmelo qua dietro sul collo. Poi alla fine non me la sono fatta, vabbè, dico meglio così, dai. Ah, puoi ancora farlo. C'è un bellissimo libro che ho letto da non troppo tempo, Anche il prete ha un tatuaggio, e quindi non sarebbe un precedente. No, va bene. In conclusione, noi andiamo sempre a pescare una domanda che ci è stata lasciata da un nostro precedente ospite. Abbiamo qui il nostro question time, Yes. ecco, al quale contribuirai anche tu, perché sarà una domanda che ti faremo scrivere su uno dei nostri fantastici bigliettini customizzati e personalizzati. Aspetta che ne trovo uno che non sia ancora scritto. Eccolo qua. Benissimo. Questo è per te. Ti pongo il lapis. Ecco. E ti faccio la domanda. Ecco qua. Questo qua. Questa è perfetta per te. Ah, eccoci qua. Ti lascio pensare a una domanda da inoltrare, ecco. E qua ti chiedo, come porteresti a conoscenza un prodotto nell'ambito sociale? Domandona questa. Tu sei donna di comunicazione, sei Nel sociale. donna di vendita, sei nel sociale. Esattamente, quindi non poteva esserci che questa Possiamo domanda. declinare quel prodotto in, eventualmente, se ti trovi più a tuo agio, un valore. Quindi come far conoscere, giusto? Come far conoscere? Come far conoscere un valore? Beh, il mezzo più importante sarebbe facendolo vivere. Verrebbe da dire, per esempio, se dovessimo far comprendere ai giovani la solidarietà, li inviterei a venire a fare un'esperienza di servizio, che potrebbe essere in diversi ambiti, dalla casa di riposo piuttosto che alla mensa per i poveri. Ecco, ci sono già tante altre realtà, mi viene in mente Sant'Egidio o altri, che danno la possibilità ai giovani di vivere proprio l'esperienza di contatto con le persone. Ecco, quindi soprattutto i valori ci credo poco che possano essere trasmessi con dei discorsi. E quindi l'aspetto esperienziale, e soprattutto direi usando parole evangeliche, il toccare la carne, soprattutto dei fratelli e delle sorelle più fragili, credo che sia ciò che poi dopo lascia un segno nella persona, soprattutto se poi si parla ancora di più dei giovani. Ecco, quindi quello che un po' stiamo cercando di fare anche con i nostri giovani adolescenti, di farli incontrare con realtà che gli mostrino un mondo molto più ampio della nostra piccola realtà quotidiana di paese che viviamo, eccetera. Quindi anche magari anche famiglie che hanno fatto delle scelte come famiglie un po' fuori dall'usuale, eccetera. Poi mi piacerebbe magari un giorno poterli coinvolgere, perché no, anche in un viaggio con noi in questi paesi dove abbiamo delle amicizie forti, un monastero cristiano in Iraq, appunto, una coppia italo-ugandese in Uganda, piuttosto che un prete diocesano nella punta dell'India. Ecco, cioè fargli vedere che il mondo è molto più grande di Marango, Ottava Presa, San Gaetano, Caorle. C'è modo di fare dei begli Erasmus anche Direi di sì. all'interno di questa comunità. La comunità di Marango appunto offre questa possibilità anche di, chiamiamola pure, di consulenza verso il servizio, oltre che di attività di servizio effettivamente all'interno della comunità? Volendo sì, nel senso che possiamo creare dei contatti con delle persone che abbiamo, e quindi già una persona si era avvicinata tempo addietro chiedendoci se avevamo dei contatti per fare un'esperienza di qualche mese per staccare, e anche lì probabilmente cinquantenne, per capire, C'era qualche domanda fare il punto della in atto. situazione, e avevamo cercato di metterlo appunto in contatto con l'Iraq. Lui voleva una cosa abbastanza radicale, ho detto guarda, questa va bene, una piccola comunità monastica di fratelli potrebbe ospitarti, eccetera, quindi perché no?
noi se possiamo fare da ponte per aiutare delle ricerche. Domanda, cattolici o caldei? No, loro sono cattolici, Cattolici. di rito siro-antiocheno. Siro-antiochino, ok. Bene, ti lascio La domanda al da momento di scrittura. Ecco. Confermiamo che informazioni relative alla comunità di Cristina saranno messe a disposizione nella sinossi di questo episodio e nei primi commenti che troverete sotto i nostri post e i nostri reel. Do come sempre il mio ringraziamento per chi ha seguito da un punto di vista tecnico, quindi Alchimie Venete, Riccardo, Luca, Paola che ci segue da un punto di vista di supporto social e Frank nella regia di questi episodi. Ricordiamo sempre, anche in chiusura, di cliccare sulla campanella. Non serve suonare le campane in questo caso, basta soltanto fare click proprio, penso, una da queste due parti. Campus Cast vi porta a scoprire vocazioni, destinazioni, passioni, professioni, dalle meno conosciute alle più sconosciute. Grazie a tutti per aver seguito e condiviso con noi questa esperienza. Da Cristina E Leo? alla prossima puntata. Ciao! Ciao!